Siamo l'associazione Veneto Go e siamo qui per presentare questo gioco molto antico che vanta 4000 anni di storia. Nato nell'antica Cina e poi importato in Giappone dove ha avuto una grandissima evoluzione. La nostra associazione si occupa di divulgare questo gioco, creare nuovi giocatori e organizzare anche degli eventi o dei tornei o in collaborazione anche con altre associazioni. Le regole sono molto semplici, si gioca su un tavoliere con un reticolato con delle pedine di colore nero o bianco. Si gioca una mossa a testa posizionando le proprie pietre sugli incroci. L'obiettivo del gioco è quello di circondare, giocando una mossa a testa, dei territori. In questo caso ho circondato 4 incroci, ho fatto 4 punti. L'altra regola principale è la possibilità di catturare le pedine dell'avversario. Da ogni pedina escono delle linee. Se io riesco, giocando una mossa a testa, a occupare tutte le linee uscenti di questa pietra, la catturo, diventa un prigioniero, lo tolgo e vale un punto a fine partita. Per non farmi catturare una pedina, se toccasse a nero, sempre seguendo la linea, ne aggiunge un'altra. Adesso bianco ha bisogno di 3 mosse in più per poter catturare. Lo scopo del gioco quindi è quello di creare dei territori, stando attenti a non farsi mangiare le pietre.